Benvenuti, bentrovati, martedì 14 gennaio, le principali notizie dedicate al mondo dello sport attraverso la vostra web tv www.venetoglobe.com, canali Facebook e YouTube per seguire tutti i nostri appuntamenti, tutti i nostri servizi, le nostre inchieste in modalità on demand. Per chi ama invece il digitale terrestre, ci siamo e ci trovate sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente a Caffè TV 24, ogni sera 19:40, 19:45 circa, la prima edizione, nella seconda parte di serata la seconda edizione, terza replica nella prima parte della mattinata. In apertura oggi celebriamo, e lo vedete, Federica Pellegrini, ma non per nuovi record o per vittorie in acqua. Un record effettivamente lo firma ed è quello stabilito l'altro giorno a Venezia, dove ha ricevuto, e qui il record, come prima donna e come prima sportiva, il Leone del Veneto. In A1 adesso la TVB, che sembra essere un pochino in crisi. Qui vediamo la stretta di mano tra i due tecnici, Olimpia Milano e Max Menetti, appunto, della TVB. Dopo la trasferta di Milano, la TVB scivola al quartultimo posto in classifica, ha perso 91-67. Il prossimo turno si giocherà sabato prossimo al Palaverde alle 20:30 contro Cremona. Venezia torna in auge, torna a vincere e spugna con una bella partita il Palasport di Trieste per 81-72. Andiamo a sentire a fine gara il coach di Venezia, De Raffaele. Molto importante, pesantissima, per tanti motivi. Primo perché è una vittoria che ci ha ridato molto il senso di squadra, con tanta disponibilità al sacrificio e a aiutarsi tra compagni in una situazione che è diventata poi diciamo di semi-emergenza all'inizio, quando abbiamo avuto defezioni di qualche giocatore, e poi dopo durante la partita, ma ho avuto tante risposte da tanti giocatori, con un gruppo coeso che ha giocato e combattuto soprattutto a livello difensivo, cercando di contenere a livello di energia e anche l'entusiasmo che portava dietro a Trieste in questo fantastico palazzetto e con un pubblico meraviglioso. Entusiasmo perché una squadra competitiva, una squadra tosta, che ha aggiunto un giocatore di grande qualità, anzi due, quindi per noi una vittoria, ripeto, molto molto importante per tutti questi motivi, perché erano un paio di partite, anche quella con Brescia, che avevamo lasciato dopo aver condotto sbagliando poi le letture. Invece stasera siamo stati molto bravi a non perdere mai il filo con tutti i giocatori che, ripeto, quelli che sono andati in campo, abbiamo avuto un contributo da tutti. La cosa che mi fa più contento, come al solito, è il fatto che il gruppo ancora una volta ha risposto in una situazione difficile per noi. E il gruppo naturalmente è importante, come sottolineato Walter De Raffaele, coach della Humana Reyer Venezia. Per la pallavolo femminile a Tokyo ci va la Turchia dell'italiano Guidetti, che ha sconfitto la Germania di questa pantera che vedete in questa immagine, la Görtis, che è già rientrata a Conegliano ed è pronta a riprendere gli allenamenti con Santarelli e compagne per ritrovarsi poi sul Taraflex per giocare le prossime gare. Saranno così 6 su 24 le nazionali del mondo, diciamo, guidate da tecnici italiani. E l'Imoco, eccola qui, ritornerà in campo il 15, come vi dicevo, in casa di Monza. Sono stati stabiliti anche i quarti di finale di Coppa Italia, che si disputeranno il 29 gennaio alle 20:30 con Imoco Chieri, e poi le Final Four, che si disputeranno a Busto Arsizio sabato 1 febbraio e domenica 2, finalissima alle ore 18. Di Busto Arsizio la voce in queste ore, in questi giorni, è quella di una possibile firma della Piccinini proprio a Busto Arsizio. Vedremo quello che succederà. Nella A3 di pallavolo maschile, per il Motta di Livenza, ritorno alla vittoria contro l'ultima della classe per 3-1 a Bolzano. In Serie C invece il Team Spes Conegliano, sabato alla Zoppa Serena, continua a vincere, rimane in testa alla classifica, batte la Duna Volley Padova per 3-0. I Leoni del Benetton hanno perduto sabato contro Northampton per 33-20. Questo inquadrato è Benvenuti, che ha fatto una bellissima meta strappando palla, diciamo così, sulla linea della metacampo del terreno di Northampton, e poi
involandosi in questa corsa, placcato solo all'ultimo ma troppo tardi dai giocatori del Northampton. Bravo, benvenuti. E allora adesso la testa è già con il pensiero a Leinster, la corazzata Leinster che arriva sabato prossimo a Monigo per ancora un turno di Coppa. Per la Serie A fa scalpore, fa un po' tenerezza vedere a terra Zaniolo, questo giovane giocatore della Roma. Per lui c'è stata la rottura del crociato, operazione già effettuata, riuscita perfettamente, però gli europei a forte rischio per questo giocatore. Peccato, perché era una delle punte importanti della formazione che avrebbe voluto schierare appunto Mancini ai prossimi europei. Oggi torna anche la Coppa Italia, che concluderà il programma degli ottavi di finale con Napoli-Perugia. Ecco, Gattuso in questa immagine sembra grattarsi un po' la testa cercando di ritrovare se stesso e la sua squadra, e vedremo come andrà a finire. Beh, insomma, con il Perugia non ci dovrebbero essere problemi. Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari, partita molto difficile questa per l'Inter di Conte. Andiamo in Serie B, dove le Venete e le Friulane alla ripresa del campionato il prossimo 17 saranno al via con questi incontri: Frosinone-Pordenone, sabato invece Cremonese-Venezia, con una Cremonese che per la prima volta dopo essersi fermata, dopo lo stop natalizio festivo riporterà in panca Rastelli, che ha sostituito Baroni. E poi c'è da ricordare anche Chievo-Perugia, non dimenticate Spezia Cittadella per quanto riguarda la formazione di Venturato. In Serie C i risultati hanno dato ragione ancora al Vicenza, Fermana-Vicenza 0-0, l'Arzignano ha perduto in casa contro l'Imolese per 1-0, Virtus Verona-Gubbio è stata sospesa per infortunio all'arbitro, la San Benedettese è passata al Nereo Rocco di Trieste per 2-1, così pure ha fatto il Fano in casa contro il Padova, vincendo per 2-1. In Serie D il Campodarsego resta a +7 di vantaggio dal Legnago, secondo della classe, dopo il pareggio 2-2 contro il Montebelluna. Andiamo a sentire Andreucci dopo la gara di Montebelluna contro il Montebelluna. Eccolo. Hanno fatto il gol del pareggio, credo che il secondo gol sia stato un errore nostro, poi siamo stati bravi anche a recuperare il risultato. Però credo che a quel punto lì vincere la partita era difficile, perché quando rincorri una squadra che ti ha recuperato e è andata in vantaggio non è poi così facile ribaltare. Ci abbiamo provato, ma oggi non è bastato, abbiamo fatto qualche errore di troppo in fase di costruzione, cose che noi in genere non facciamo. Invece oggi abbiamo pagato, secondo me, questo fatto qua. Proprio in fase di costruzione abbiamo perso troppi palloni e questo ha consentito al Montebelluna di giocare una buona partita. Davanti abbiamo creato delle situazioni importanti con i nostri giocatori, diciamo, di punta, ma abbiamo sbagliato qualcosa davanti alla porta, mi sembra evidente questo. È normale che noi abbiamo fuori Pilotto, che è un 2001, e devono giocare fuori quota, e questi ragazzi si stanno sobbarcando un lavoro importante, per cui devono giocare sempre loro. È normale che non possiamo pretendere sempre da ragazzi così giovani che giochino sempre al 100%. Qualche errore lo hanno fatto anche loro e chiaramente purtroppo gli infortuni non ci hanno consentito di fare dei cambi in quei ruoli là. Ma, ripeto, oggi proprio lì in mezzo, che il centrocampo è uno dei nostri, sicuramente il nostro punto di forza, proprio lì in mezzo abbiamo sbagliato parecchio e questo ci ha fatto fare un po' più di fatica, no? Anche se poi credo che abbiamo costruito grandi occasioni da gol, no? E che non siamo riusciti a finalizzare. Però dobbiamo essere più precisi, perché noi cerchiamo di giocare a calcio e chiaramente quando sballi tanti passaggi, quando perdi tanti palloni puoi andare in difficoltà. Oggi ci è successo proprio questo, bisogna stare molto attenti perché ora in queste 12 partite di campionato tutti vogliono raggiungere i loro obiettivi, anche il Montebelluna è venuto a giocare con tanti giocatori dietro e non sarà mai facile, ma non è facile per nessuna squadra.
Questo è il pareggio del Montebelluna sul campo del Campo d'Arsego di Antonio Andreucci, come avete sentito. Altra sorpresa è stata quella del Mestre, che è andata a vincere per 1-0 sul campo della Adriese ad Adria contro il suo ex allenatore Tiozzo. 1-0 con gol del solito Rivi. Il Feltre ha vinto 3-1 e Andreola, il tecnico, passa contro il Belluno proprio a Belluno. Il 15, lo ricordo, dopodomani è previsto è previsto un turno infrasettimanale che per il Montebelluna del tecnico Bodo vuol dire affrontare la seconda in classifica, ovvero il Legnago. Il Legnago, questo per quanto riguarda la Serie D, l'Eccellenza nel girone A perde ancora il Giorgione per 1-0 in casa contro il Castelbaldo Masi, mentre nel girone B il Portogruaro capolista vince 3-0 contro l'Union QDP a Moriago della Battaglia. Sentiamo ai nostri microfoni Raffaele Buondonno, tecnico dell'Union QDP. Buondonno, sono le classiche partite che uno dice mamma mia cosa ho fatto, perché ti è toccato affrontare la capolista e la capolista è stata un pochino fortunata, al secondo minuto di gioco si è spalancata la partita. Sì, decisamente non l'avevamo preparata proprio così, nel senso che ai miei ragazzi chiaramente ho chiesto di dare il loro contributo sin dall'inizio, di mettercela tutta eccetera. È chiaro che dopo 3 minuti prendi gol e nella situazione in cui siamo noi, dove chiaramente cambio allenatore, posizione di classifica non ottimale, è chiaro che prendere gol dopo 3 minuti contro la capolista ti butta giù parecchio, per cui capisco perché ho giocato fino a pochi anni fa. Capisco la situazione che si è creata e per cui non posso dire nulla. Sono contento invece magari della reazione che hanno avuto nel secondo tempo, dove si poteva perdere la testa, invece siamo rimasti per quel poco possibile in partita e siamo riusciti a creare qualcosa di buono. Sbaglio io? Forse io in diretta commentavo dicendo che forse un po' troppa paura forse nel provarci quantomeno. Sì, la paura c'era, ma purtroppo è una paura dettata da classifica, da avversario, per cui potevamo tranquillamente affrontarli un po' più alti, ma con una squadra come questa rischi di magari alzarti troppo e subire, per cui è chiaro che la paura non è dettata dall'averla provata così, ma da una situazione mentale che in questo momento ha la squadra, che quindi non ti permette di essere così coraggioso, lucido, eccetera. L'altra frase fatta è che non sono qui dove dovete fare i ponti, non sono queste squadre, perché né questa né la prossima, perché vi aspetta un altro bel cliente, sono le squadre dove dovete giocarvela, sono quelle alla vostra portata lì. Sì, è chiaro che fare punti qui. È chiaro, esatto, non dobbiamo far punti qui, ma è meglio che cominciamo a far punti, per cui adesso indipendentemente da dove arriveranno sappiamo che da qualche parte dobbiamo prenderli. Questa squadra ha le possibilità per far meglio di così, per ottenere punti anche con la prima della classe o nel caso prossimo del Porto Mansuè. Però insomma da qualche parte dobbiamo prenderli se vogliamo salvarci, e io credo che la squadra abbia le qualità, le potenzialità per salvarsi. L'hai risognata così questo esordio? No, avevo fatto ben altri sogni, purtroppo i sogni non sempre si avverano, e per cui va bene così, insomma. Bocca al lupo. Crepi, grazie a voi. Questo Raffaele Buondonno, che sicuramente pensava di concretizzare qualche cosina in più, così non è stato. San Giorgio Sedico batte Eclisse 2-0, resta al secondo posto in classifica il San Giorgio, Liventina al terzo posto e quarto posto per il Porto Mansuè, che pareggia 0-0 a San Polo di Piave contro il Lia Piave. In fondo alla classifica Montello ultimo, poi QDP penultimo 13 punti, Union Pro a 15, Lia Piave 17 e Eclisse a 18. Tutto aperto, bellissimo questo campionato di eccellenza. Si recupererà domani la gara tra San Donà e Distrana, inizio fissato per le ore 18, sempre per questo campionato.
Promozione Girone D, Opitergina capolista, vince 2-1 contro il Noventa, il Treviso, lo ricordo, aveva vinto sabato nell'anticipo contro il Vazzola per 2-0 con 2 reti di Paladin, complimenti a lui. Continua a perdere invece il Conegliano di Vanni Moscon in casa, ha perduto contro il Fossalta di Piave per 3-2. Siamo in chiusura per la Serie B maschile per quanto riguarda il basket e la Ruker Sanve, vittorie di misura 70-66 a Vigevano. Andiamo proprio a Vigevano perché in conferenza stampa, oltre a Mian, c'era anche Tassinari, che sentiamo. Passiamo ad Andrea Tassinari, un primo tempo, oserei dire, abbascinante. Hai segnato in qualsiasi modo, un piacere per gli occhi da vedere da spettatore. Nel secondo ci sono state difficoltà come abbiamo descritto, ben sostituito, anzi coadiuvato scusami, da Durante, hai messo assieme a Preti i canestri che hanno spento le velleità di Vigevano nel momento in cui era tornata -1, la freddezza anche di non trovare più punti per 10 minuti ma metterli quando serve. Buonasera e ti ringrazio intanto. Sì, è stata una partita dove la palla è entrata, non è stato così nelle ultime partite, anzi. E sono anche molto contento che Durante sia stato pronto, abbia affrontato con la faccia giusta questa partita. Non era facile, l'ha già detto tutto il coach, in questo palazzetto c'è stato l'anno scorso con Orzi Nuovi, era qualcosa di clamoroso. Oggi magari c'era meno gente perché non sono playoff, ma era fantastico giocare qua. Sì, in realtà primo tempo ho fatto canestro, il secondo, il terzo quarto non niente, fino al quarto che ho messo 2 canestri da 2, gli 8 tiri liberi, mi sembra 7 tiri liberi in fila. Questo era Tassinari, allora siamo in chiusura, vi ricordo che da questa sera potrete trovare la seconda puntata e vedere la seconda puntata di Tutto Campo o Dilettanti a Tutto Campo, condotto dal collega Riccardo Bonvicini. Parleremo di calcio dalla Serie D alle serie minori. Non perdeteci, trovateci naturalmente su venetoglobe.com, su streamingsport.com, sui canali YouTube e Facebook. Ho detto tutto, a domani!